Ciao Michela. Ciao. Allora, tu sei qui ospite al Figari Short Film Fest con un ruolo da giudice. Ma tu al cinema che tipo di spettatrice sei? Allora, sono una spettatrice molto... tendo a non giudicare da addetta ai lavori, perché mi piace lasciarmi trasportare e devo dire che prediligo le storie, prediligo i film molto aderenti alla realtà. Quindi faccio fatica con il fantasy, faccio fatica con realtà distopiche o qualcosa che... cioè mi piace molto il cinema realistico, mi verrebbe da dire. Quindi sì, questo. Qual è quindi, quale sarà il tuo, e quindi quale sarà il tuo approccio a questo tuo ruolo da giudice qui rispetto a queste cose che mi hai detto? Allora, il mio approccio sarà, io allora penso che premierò i corti che riusciranno a prendere un pubblico il più ampio possibile. A me piacciono i prodotti che possono arrivare a tutti, dai bambini agli adulti, agli addetti ai lavori, alle persone un po' più colte, a quelle meno. Mi piacciono i progetti per tutti. Questo è un po' un po' il mio gusto. Senti, dopo Briganti, in quale altra epoca storica ti piacerebbe recitare? Che tipo di eroina vorresti essere in quell'epoca? Forse qualcosa ambientato nel futuro, perché comunque devo dire che ho interpretato diversi personaggi negli anni, in varie epoche storiche, dagli anni 50 agli anni 60 all'800, e mi piacerebbe fare qualcosa ambientato nel futuro. Un po' magari alla Blade Runner. Un po' alla Blade Runner, alla Dune, Dune. Sì, mi piacerebbe. Senti, allora, a proposito dei tuoi ruoli, ricordiamo quello nello spin-off, film prequel dei Soprano, che tu già ne hai parlato, che sicuramente è stata un'esperienza magnifica, con un cast veramente d'eccezione di cui tu hai fatto fortunatamente parte. E tu hai condiviso molte scene anche con Ray Liotta, e ti volevo chiedere un ricordo di quell'esperienza con lui, oppure se hai qualche aneddoto in particolare che ti è rimasto impresso, che ricordi con felicità. Ma allora, da lui ho imparato molto. Mi ricordo che quando parlavamo, poi purtroppo è stato uno degli ultimi film che ha fatto prima che venisse a mancare. Mi ricordo che parlavamo, insomma, nei momenti di pausa di quello che avremmo fatto poi magari dopo il set o tornati a casa o nei giorni successivi, e lui si andava sempre ad allenare in sala, partecipava a corsi di recitazione continuamente nonostante la sua età, e poi era un pazzo. Cioè, lui era uno di quegli attori che quando recitavi con lui ti aspettavi qualunque cosa, ed era anche un po' inquietante, ed è proprio anche il tipo di recitazione che piace a me. A me piacciono gli attori un po' spaventosi, quelli che ti fanno sentire in pericolo. Ti metteva in soggezione? Non tanto soggezione, che era talmente a suo agio che avrebbe potuto fare qualunque cosa, che avvertivi quella sensazione di pericolo. E quindi mi sentivo che dovevo essere pronta costantemente, che lui non avrebbe rispettato del tutto le battute, che non avrebbe rispettato del tutto magari le partiture fisiche o i movimenti o le azioni, e quindi questo era un attore molto animale, in cui mi rivedo anche un po' io stessa. Ovviamente lui era un mito, però questi sì sono un po' i ricordi che mi porto. E avevi familiarità con la serie dei Soprano prima di girare il film? No, e l'ho vista tutta in 3 settimane, facendo nottata, bellissimo, capolavoro. Infatti è stato un onore.
Allora senti, te la faccio la domanda sui film da Isola Deserta. Ok. Aspetta. Se ce l'hai, Che ti dico, è difficilissima. Cioè, ti rendi conto quanto è difficile? sì, lo so. Allora, su un'isola deserta, che cavolo mi porterei? Un film di quelli... un guilty pleasure, capito? Ok, allora aspetta, però fammi fare la domanda, così poi il montaggio lo faccio. Michela, noi qui l'anno scorso abbiamo aperto un format con gli altri ospiti del Figari sui film che si porterebbero su un'isola deserta o film che ricordano quel mood, quel set. Tu ce l'hai un film da Isola Deserta? Allora, ho troppi film da Isola Deserta, quindi a questo punto, dato che se dovessi finire su un'isola deserta vuol dire che probabilmente morirei presto, vorrei vedere qualcosa che mi ricorda forse la mia infanzia, qualcosa che mi commuove, un film guilty pleasure di quelli che avrò visto 40 volte, tipo Grease. Con cui, capito, posso ballare, cantare e ricordarmi di una me più piccola e che mi commuove e mi riporta a casa. Un film che comunque ti tiene compagnia in un ambiente solitario. Sì, Ok. che mi ricorda casa, che mi ricorda... Sì, Vabbè. Grazie Michela. a te.